Ciao a tutti, ben ritrovati a Di Arte. Io sono qui ancora in compagnia di Franca Gualmini. Sorrido perché stavamo parlando, eravamo tornati sull'argomento con cui ci eravamo lasciati nella puntata precedente, che trovavamo interessante, e quindi si era aperta una discussione che adesso sicuramente ripeteremo sull'artista e la religione, più che sull'arte e la religione, su come l'artista si propone, si relaziona oggi alla religione, su come lo faceva allora. E questo a proposito del fatto che tu hai realizzato un quadro per il Papa, che non è l'unico tuo quadro che appunto parla a contenuto religioso, quindi io ti avevo fatto questa domanda che ti ripeto così che tu possa ripetere quello che hai detto a me poc'anzi, cioè come si relaziona, scusami, oggi l'artista alla religione in confronto a come lo si faceva una volta, insomma. Ma è una bella domanda, ti ripeto, ma l'artista ha un suo credo dentro e la religione è questo alla fine, è credere in qualcosa, che poi sia il Dio universale, energia universale, che poi sia il nostro Dio o che sia comunque l'artista ha dentro di sé sempre un Dio. Io non riesco a vedere un artista ateo, ci può essere, però io non lo vedo un artista ateo, lo vedo, ma comunque una volta, tanti anni fa, nell'arte antica, cioè dipingere soggetti religiosi era un obbligo, era un dovere, erano i papi che erano anche i grandi mecenati che commissionavano opere d'arte di un certo valore e comunque gli artisti hanno dimostrato che anche su commissione si possono realizzare delle cose meravigliose come abbiamo nell'antichità, insomma, tutte le opere antiche sono delle opere stupende, anche se fatte su commissione, quindi ecco perché io non disdegno poi neanche quando mi chiedono qualcosa, non disdegno farlo, perché poi alla fine l'artista si esprime comunque e ha sempre questo suo mondo dentro che comunque tira fuori anche se i soggetti che ti chiedono, una volta magari erano imposti, perché cioè, tu devi dipingere, non so, l'ultima cena e l'artista doveva realizzare l'ultima cena, ma non è che potesse, capisci? Mentre adesso c'è molta più Quindi tu libertà, c'è dici, molta più la libertà. differenza è che una volta, soprattutto nell'arte medievale, alto medievale, comunque Eh, rinascimentale, l'artista era portato a dipingere temi di contenuto religioso perché li si commissionavano, l'artista era un artigiano, un esecutore, la faceva della sua arte, proprio della sua tecne, un mestiere, una professione, quindi non poteva andare oltre il contenuto religioso perché questi erano i temi che l'arte affrontava e nelle signorie, nei palazzi dei principi e nelle chiese. Adesso invece forse magari l'artista che è portato a dipingere un quadro dal contenuto religioso lo fa perché lo sente, lo fa perché ci sì, crede, no? adesso sì, Se non ci crede non lo fa proprio, capisci? sì, Cioè, a sì, meno che non gli esatto. sia chiesto. Ora è difficile che le commissioni oggi girino attorno ai temi di contenuto religioso perché principalmente sono commissioni di quadri che volti ad occupare, ad arredare, diciamo, casa delle persone, quindi non molto spesso sono temi a contenuto religioso, però tu dici la maggiore differenza era principalmente Quella, questa. sì, 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 però ci sono dei quadri antichi che sono meravigliosi e li Che vedi, seppure realizzati seppure sotto sì, sì, commissione, comunque, esprimevano tantissimo, certo. anche nei particolari, Hai tu dei sì. particolari nelle tue tecniche, nella tua pratica artista, dei particolari riferimenti, dei maestri, dei movimenti artistici che ti hanno influenzata, che ti hanno portato a sperimentare appunto Beh, sì. delle cose diverse, delle tecniche diverse? Sì, beh, intanto gli impressionisti per me sono stati molto importanti. Poi ho visto Magritte a Parigi e mi sono innamorata completamente. Poi mi sono innamorata di Van Gogh, ho avuto molti amori, molti amori. Magritte in particolare è il surrealista che amo di più. Anche gli altri.
Quindi il surrealismo. Beh, dimmi una Ho cosa, avuto un grande amico che mi ha ispirato, però poi non l'ho copiato perché non esiste copiare, cioè ognuno ha la sua personalità e ho No, cercato no, è di chiaro. aggiungere la mia, che è stato Walter Macmastieri, un pittore che purtroppo non c'è più, di Pavullo, che mi ha anche consigliato in varie occasioni. Quindi è stato un po' il mio maestro, Anche ma lui non tanto il surrealista? maestro, sì sì, un surrealista, non tanto un maestro di tecniche, diciamo, ma un maestro di vita, un maestro un po', mi ha insegnato un po' il mercato dell'arte, mi ha dato consigli su questo, lui era un surrealista, io mi sentivo surrealista anch'io, però sì, non è stato il mio maestro nel senso che Dimmi una cosa, non mi sono Franca. ispirata alle sue opere in particolare, Sì, 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 ho sì, ho capito. cercato i Tu miei parli, discorsi. molto spesso hai nominato il surrealismo, no? Perché Sì, tu ti senti sì, molto sì. vicina a questa corrente artistica, ti ha influenzato tanto, è stato una tua passione, un tuo amore da spettatrice, da osservatrice e lo è stato anche da artista vera e propria. Che cos'è che del surrealismo, di come è impostato il movimento a livello anche teorico, filosofico, comunicazionale, cos'è che del surrealismo apprezzi e che segui? Il fatto che ci sia questo dipingere in base all'inconscio, quello che ti esce fuori, queste associazioni di idee così che escono dal tuo profondo essere, senza quasi volere, senza quasi volontà. Cioè, so che i surrealisti fecero anche dei quadri, non quelli che vediamo, più belli, cioè tipo, non so, Magritte, l'omino con la colomba, la bombetta e la colomba, o l'uomo con la mela, insomma, queste sono le cose più belle. Ma io ho un libro di Magritte, per esempio, che me lo sono guardato tutto e ci sono delle cose molto più crude, anche molto più, forse un po' violente anche, dove loro buttavano giù proprio le loro sensazioni a Il livello flusso di immediato. coscienza, sì, Ecco, il sì, flusso sì. della coscienza. Io ho anche fatto queste cose, Mhm. che sempre tra quelle accuratamente nascoste, perché ne ho alcune cose che non farò mai Per vedere. quale motivo hai Erano questo freno? sfoghi, hai presente uno sfogo? Io avevo bisogno di sfogarmi. È chiaro, ma Avevo... per quale motivo hai questo freno nei confronti di alcune delle tue Perché sono opere? brutte. Perché sono brutte. Chi lo Perché... dice che sono brutte? Cos'è il bello secondo te in arte? No, perché sono crude, perché sono brutte. Cioè, io ho dipinto la mia vecchiaia, quando avrò 80 anni. E non lo farò vedere, cioè lo vedranno comunque. Ti faccio un esempio, no? Mi sono messa lì, mi è uscito fuori questo sfogo facendo questa donna brutta, grassa, vecchia, rugosa, che sarò io quando avrò tanto se ci arrivo, perché se muoio prima non ci arrivo. Sì, Comunque è sì, stata sì. un'immaginazione mia. Diciamo che è uno sfogo, no? La paura, questa paura che viene messa lì. E questo per me è Sì, surrealismo, è no, no, proprio no, lo mi ero stato... fermata sul bello e sul brutto perché in particolare mi aveva interessato quello che tu avevi detto, che le tue opere sono brutte. Allora è uno spunto di riflessione per un'altra cosa. Secondo te cos'è il bello in arte? Ah, il bello è soggettivo sicuramente. Mhm. Ciò che può essere bello per te può essere brutto per qualcun altro. Questo è vero, però c'è qualcosa che è universale, cioè una donna brutta, rugosa, una donna vecchia, rugosa e grassa è brutta. Rido, scusami. No, È, c'è bru- qualcosa è che... brutta e fa del quadro qualcosa di brutto? O Però può allo stesso tempo può può avere rendere un un'anima quadro... talmente bella, può avere un'interiorità talmente bella che questa donna per qualcuno può diventare bella, ma inizialmente, cioè, a livello estetico non è bella, non è bellezza, è tristezza. Ciò che è brutto è triste, è angosciante, ciò che è brutto è cattivo, il buono è bello. Cioè, c'è tutta una serie di cose che, come il buio è brutto, la luce è bella, il nero è bellissimo, tanto quanto il bianco. Ok, queste Vabbè, sono insomma, ovviamente... associazioni che poi ognuno ha esatto, personali, quindi esatto. vedi che... Ehm, abbiamo parlato del rapporto tra l'artista di oggi e la religione. Torniamo invece a parlare delle tue poesie, della tua attività da scrittrice. Cosa vuol dire invece oggi essere un artista e allo stesso tempo essere un poeta, quindi avere in mano
tra virgolette, il potere, la dico male, avere in mano, possedere entrambe le qualità d'espressione, da un lato l'arte figurativa, dall'altro lato la poesia, e potersi esprimere in entrambi i modi. Cosa vuol dire? Nella società proprio, in relazione con la società, che niente ha a che vedere con l'arte. Come si relaziona questo tipo d'artista? Ma le parole sono un compendio, sono una compenetrazione al quadro che è vedere, che è visione. Le parole sono suoni che arrivano e l'arte invece il dipinto sono gli occhi che non so spiegare. Io comunque non, cioè, io sono poetessa occasionale e pittrice perché lo sono dall'infanzia, diciamo così. Quindi io sono una pittrice fondamentalmente. Poi c'è stato un periodo in cui ho provato a usare le parole Per descrivere i per tuoi descrivere, quadri. ecco, ma tutto qua, non è che io mi senta poetessa. No, sì, ma Mentre assolutamente, ci sono però... persone che con le parole riescono a descrivere delle cose meravigliose attraverso le parole, come i miei amici poeti itineranti, di cui faccio parte, con cui faremo Sì, vabbè, una mostra più poi... avanti, che poi, vabbè, te lo dirò. Ma loro sono bravissimi ad esprimere a parole ciò che io invece riesco ad esprimere attraverso le figure, il colore, Quindi il tu non ti pennello. senti No, non mi effettivamente sento, una no, poetessa? mi sono sentita occasionalmente, proprio perché avevo voglia di introdurre, diciamo introdurre questi dipinti, di dare un attimo questo input per dirti, guarda, l'ho fatto per questo, capisci? O anche forse C'è una per... poesia di questo libro che abbiamo presentato a cui sei particolarmente legata? Ma guarda, sì, direi di sì. Stavo pensando a Che quale. ti rappresenta, che rappresenta Sì, meglio l'essenza del tuo quadro, che ti rappresenta meglio? sì, ci sono, cioè, sì, sì. Guarda, ecco, prendiamo la poesia che ho scritto su quel Su quadro questo lì. quadro che si chiama, come si chiama? Questo si chiama Solitudine. È una tecnica mista su tela, è fatta con tutte le... Ecco, questa è una tecnica che sto usando ultimamente, cioè piccole listarelle di colore sovrapposte e creano Quindi queste... il colore è mischiato direttamente sulla tela, non Sì, no, preventivamente? anche prima, Ah, poi anche prima? pure sì, Ok. do una base, poi sopra ci... E queste, sembra quasi Un vetro, esatto, infatti. un vetro scheggiato, no? Solitudine, sì, Che cosa rappresenta questo vetro scheggiato? Ancora prima di leggere la poesia e poi leggiamo una subito. rottura comunque, quindi un vetro che si rompe rappresenta... C'è sempre un fondo dove... un fondo di colore dove... Ma è l'assenza di musica, io lo descrivo come l'assenza di musica, perché i rapporti umani sono musica. Quel quadro che hai fatto vedere ieri, mi sembra, nella trasmissione di ieri, con i due violini. Sì, Recentemente ne ho fatto vari di dipinti con strumenti con musicali. strumenti musicali sopra, sì, perché la musica per me è importantissima. La solitudine viene sconfitta dalla musica Quindi sicuramente, sì, secondo me le sempre. relazioni umane sono fatte di Sì, suoni, di parole, sì, di sì, musica, sì, è di e musica. la solitudine è l'assenza di È musica. l'assenza, sì, l'assenza di musica. Ti leggo la poesia, è brevissima, eh. Senza più musica, il silenzio infrange, le ombre e i colori si impigliano. Questo quando l'hai fatto? Guarda, non mi ricordo esattamente, te lo dico. Dunque, l'ho scritto alla fine del 2011, novembre, dicembre, C'è un insomma. periodo particolare della tua vita che ti ha portato a produrre delle cose che vuoi allontanare o a cui invece sei legata? Cioè, ci sono stati dei periodi in cui la tua produzione artistica è più significativa rispetto ad un'altra? Non lo so, no, non ci sono dei periodi in particolare. Sì, c'è stato il periodo della ricerca sull'oro che è stato molto importante, cioè ero andata dentro proprio, volevo trovare tutti i modi possibili per l'utilizzo dell'oro, anche perché avevo questo amico refice che aveva sta scatola di tutte cose incredibili, perfino dei denti, quelli non li ho usati, Oddio. però, però, insomma c'era sta Diciamo, scatola, questo periodo è importante. come andare a rovistare in una vecchia solaio e vedere le cose così, cioè io e quando trovavo questi pezzetti, queste medaglie, queste qua, dicevo ma chissà che le ha usate,
che storie hanno, e magari le spezzettavo, le attaccavo, ci facevo queste composizioni, capisci? Ma anche in base proprio così a quanto fantasticavo di chi potessero essere state. Benissimo, Ho attaccato Franca, anche una fede nunziale. io purtroppo ti devo salutare, ci vediamo domani, sempre Va qui a bene. Di Arte, sempre per parlare di, e per chiudere insomma insieme il tuo trascorso artistico. Vi rimando all'appuntamento di domani, sempre a Di Arte con Franca Gualmini. Ciao a tutti!